Giorno Foundation. Grazie Ezio, grazie a tutti. Infatti volevamo proprio cogliere l'occasione di ringraziare il Salterio per averci invitato a partecipare a questo bellissimo festival e darci l'opportunità di conoscerci e potervi presentare le danze Khaita, che alla fine della serata danzeremo assieme. Rappresentiamo la Fondazione Internazionale Ati Yoga e Kusallina, che è la sede locale di Brescia della comunità docente. La Fondazione Ati Yoga è nata per preservare e mantenere l'eredità culturale e spirituale del professore Chajalman Kainorbu. Questo è stato un grandissimo studioso della cultura tibetana e anche un maestro spirituale, quindi profondo conoscitore della natura umana. Che cosa desideriamo noi più di tutto dentro di noi? Sicuramente è poter condividere assieme ad altri dei momenti di gioia e questo è proprio Khaita. Khaita infatti in tibetano vuol dire armonia, armonia nello spazio, e la gioia della condivisione porta all'armonia. Il professore Nankai Norbu si è dedicato anche a questa attività e ha raccolto 400 canzoni tibetane scelte per armonia e tipologia di testo. Prendono spunto ovviamente dalla cultura tibetana e i nostri danzatori, che provengono da tutto il mondo, l'hanno coreografate in modi diversi. Di che cosa parlano queste canzoni? Alcune parlano delle storie legate al Tibet, ma anche portano avanti i valori fondamentali per tutta l'umanità. Infatti è molto importante riconoscere l'importanza della propria lingua e della tradizione, il rispetto dell'ambiente, la tolleranza verso tutti gli altri, l'amore verso tutti gli esseri. Ora presentiamo il primo gruppo di danze dove i nostri ballerini mostreranno passi e movimenti tipici del Tibet, ma invece di eseguirli nella classica formazione in cerchio hanno elaborato loro una coreografia diversa. La prima danza si intitola Armolese, che significa equilibrio, e infatti dalla loro coreografia lo potrete notare. Ora le danze hanno inizio.
Thank you.
跟单总说嘎西说嘎哇怎么来耶？人的跟单总说嘎西说嘎哇怎么来耶？Khaita sono state riconosciute dal CIDE, Consiglio Internazionale della Danza, un ente affiliato all'UNESCO. Questa organizzazione sostiene e valorizza le diverse forme di danza nei vari paesi del mondo e ha messo in luce le danze Khaita proprio per quei valori che abbiamo accennato prima. I movimenti dolci e armoniosi insieme alle melodie infondono un senso di pace, di gioia e di serenità. I gesti spesso sono una rappresentazione figurata dei testi delle canzoni. La diversa provenienza geografica dei danzatori rappresenta molto bene quei principi di fratellanza, di rispetto e di superamento delle barriere culturali. Infatti questa sera i nostri danzatori provengono dalla Russia, dalla Francia, dall'Argentina, dal Messico e dall'Italia. Non sono danzatori professionisti, sono persone come noi che amano queste danze e dedicano la loro energia e il loro tempo
per impararle, praticarle e poi fanno del loro meglio per offrirle in spettacoli o dimostrazioni. Nel prossimo gruppo di danze verrà evidenziata l'interazione tra il maschile e il femminile. La prima danza, un po' più ritmata, si intitola Nyan Duzon e significa stare insieme. E in questa canzone si celebra la danza, la musica, la gioia proprio dello stare insieme.
Imagine so Simla chawi te pi alunte Yalla so imagine so You are me pi kunjo sum la pi Alabata hai Imagine so Luma yiki cheba nam so te Yalla so imagine so Jange yishi no bajo la pi Alabata hai Namla kama sawe luyang ye mole sho Salalo to ya pe shato le sache sho Namla karma sawe luyang ye mole sho Salalo to ya pe shato le sache sho Kora yun ko ye la ale son shi kya sho le si malachi Kora ye ko ye la ale son shi kya sho le si malani Imagine so lana yepi ashikada de Yalla so imagine so Tinche pama pinche yung la pi Alabata hai Imagine so Yela shapi chuja danzi de Yalla so imagine so Ngai tu polinge yung la pi Alabata hai Sirkini mashar song gawe luya le sho Tumki tawa kar song ki pe kala ro sho Sirkini mashar song gawe luya le sho Tumki tawa kar song ki pe kala ro sho Kora yun ko ye la ale sum shi kya sho le si malachi Kora yun ko ye la ale sum shi kya sho le si malani Come vedete i nostri danzatori hanno delle sciarpe e queste sciarpe in tibetano sono chiamate Khaita e a volte sono bianche come simbolo di purezza oppure come in questo caso sono colorate e eleganti. Sono sempre un simbolo di offerta che viene dato a persone care o a persone di riguardo. Questa è un'offerta che noi facciamo a voi.
着心脏松，家在那里面多扎一路大街，扎一卡到了莫的西门的河，阿罗公的本达多罗萨瓦提修，索扎一的嘞，心脏就被路罗萨拉。索扎伊德嘞，过着嘞莫家东，你的了用路过的心做啊灵魂，西边子就别比多拉呀。这是得嘞喷松错把手，这是得嘞喷松错把手。达达拉维塞诺杰，住所学马圈内姑娘下有功，嘎布米诺拉拉索嘎布伦秋雨，马耶古就去啦多罗萨瓦西哟，索扎西德勒高维多然查莫。索扎西德勒，永永藏比定的，西北了永查莫，永永内维梅郎，索帕郎藏比扎伊的河，索扎西德勒，高维多然查莫，索扎西德勒，永永藏比定的。用茶莫，用内维梅郎，从帕郎到比扎伊梅的河，扎西的Foundation, eccoli qua,
meravigliose danze Khaita, veramente gioiose, come gioiosi siete voi che le avete portate qui a noi come un gran regalo. E un piccolo regalo vogliamo farlo anche noi a voi e consegnarvi delle magliette, le diamo tutte amici, ma sono tutte magliette come quelle che indossiamo noi del Salterio e sono un piccolo omaggio per voi in modo che vi ricordiate di noi. Avrei una curiosità perché mi chiedevo prima dietro le quinte, ma come fanno ad essere così bravi e venire da tutto il mondo? Abbiamo sentito Russia, Argentina, un po' da tutte le parti, come fanno a trovarsi per imparare le coreografie così? E allora mi dicevano, a parte il fatto che appunto fanno parte tutti insieme di una comunità che è la comunità Dzogchen, il gruppo Dzogchen, che è una delle branche dei fratelli buddisti, in questo caso del buddismo tibetano, e hanno una comunità a Arcidosso in Toscana e da 15 giorni si sono trovati per 15 giorni consecutivi per riprovare tutte le coreografie d'insieme prima di venire qui da noi al festival. Quindi credo che un grande applauso anche per la loro impegno. Ultima curiosità, se mi dite i vostri nomi e da dove provenite. Alina Arcidosso, Giulia Russia. Russia. Tommy d'Argentina. Fulvio Valsalve. Ana, Mexico. Messico. Natalia, Russia. Sebastian, Francia. Sergei, Russia. Adriana, Venezia. Yancen, Italia, Tibet. Di nuovo complimenti, è stato un gran piacere per il Salterio avervi con noi e anche penso per tutto il pubblico. Accompagniamoli ancora con un applauso intanto che escono e lasciano uno spazio per la compagnia di Buda. Grazie ancora. Ci siamo conosciuti anni fa con questi ragazzi e è stata veramente una magia. Hanno inizialmente portato a noi alcune danze insegnandoci danze che ci avevano incuriosito appunto di questo stile, piccoli stage che abbiamo poi offerto alla cittadinanza anche di Brescia grazie alla loro presenza e poi c'è stato questo grande incontro per il festival, bellissimo.